Allora, avevo portato via la parola al presidente di Vicenza. Che cosa è cambiato rispetto a una volta e quindi ancor più a sostenere questa necessità che il saldo avvenga quando c'è un cambio di stagione? Diciamo che allora, quando noi acquistiamo i capi e abbiamo un determinato ricarico dove viene messo dentro l'affitto, la luce, le spese dei dipendenti, e per cui si ricarica questo capo, dove dobbiamo uscire con dei prezzi che siano ragionevoli nel mercato e poi si vende. Però c'è anche la rimanenza, per cui noi quando facciamo i conti non è che quando tu hai venduto un capo hai guadagnato, no, se tu compri 10 capi, ne vendi 5, tu hai perso, cioè minimo ci deve essere un sell out prima delle svendite di un 65%. Se tu non arrivi con il sell out delle vendite... Sell out vuol dire una vendita, aver venduto, sì, eliminato... È vero, cioè la quantità su 100 devi aver venduto 65. Allora, se tu arrivi a questo riesci poi svendere facendo lo sconto 30, anche perché quando tu fai lo sconto 30 con i ricarichi normali che ci sono non è che guadagni, copri le spese, però finisci, hai già venduto 65, hai venduto 65 e tu hai guadagnato prima e poi quello lì riesci a avere la marginalità. Ma se tu non fai questo e non fai più i conti, perché rispetto a una volta non era avere il problema di vendere, perché negli anni 70 tu compravi e quello che arrivava vendevi tutto, non era un problema vendere, ma il problema è avere la merce da vendere perché non ce n'era abbastanza. Oggi come oggi invece bisogna riuscire a fare bene i conti, stare attenti, perché se tu non hai la marginalità col 65% ci rimetti. Allora, essendoci spostate le stagioni, perché abbiamo avuto settembre che è caldo e il settembre di adesso è come l'agosto di una volta alla fine. Allora, ottobre dovrebbe partire che sarebbe come il settembre la stagione, se tu poi vai a dicembre e fai le svendite non ce la farai mai, perché non riesci ad avere il 65% di sell out. O abbassi le qualità e carichi molto, però questa non è la politica che vogliamo fare noi commercianti di un certo livello, di avere anche una certa qualità, perché i piccoli negozi oggi, come le dicevo prima, hanno il cliente che è il suo bene fondamentale, perché il cliente se torna, perché compra e torna, è perché ci dà i soldi per vivere. Se noi invece abbassiamo la qualità, il cliente magari ti crede la prima volta, però poi non torna più. Allora noi dobbiamo spostare le vendite, fare la vendita dei saldi a fine gennaio, perché è la cosa più giusta per riuscire a vendere ancora bene avendo marginalità. Una volta le svendite si facevano a fine febbraio e non tutti le facevano a fine febbraio, c'era qualche persona che le faceva, poi siamo partiti da fine febbraio, siamo andati al 15, siamo andati all'ultimo di gennaio, poi al 15, adesso siamo arrivati lì e qualcuno vorrebbe anche partire ancora prima, allora a questo punto... È vero, siccome però ci confrontiamo in un contesto europeo, ci troviamo in Spagna per esempio che ce la fanno con Natale ci sono i saldi di Natale addirittura, e anche a Londra tra l'altro, sì. E sono saldi che hanno un eco importante, se andiamo anche a Parigi fanno cose del genere, per cui sono messaggi che ormai non sono più luoghi lontani, sono luoghi vicino a noi, le persone magari vanno all'estero durante le festività e si trovano già che lo stesso prodotto, perché magari di una catena se lo ritrovano saldato, quindi ormai diventa tutto molto più globalizzato e di difficile valutazione a fronte di situazioni climatiche che invece sono molto territoriali. Sì, però diciamo che quando tu vai a vedere i saldi che fanno all'estero, anche a Londra, tanto per dirle, loro non lavorano con i carichi nostri, lavorano con i carichi molto più alti, per cui se anche fanno lo sconto 50, continuano a guadagnare. E per cui i prezzi sono ben diversi da quelli dell'Italia. E poi diciamo, quando lei mi sentivo prima che diceva ma il cliente, il turista viene da noi e la prima cosa che ci chiede è il Made in Italy. I cinesi guardano l'etichetta che ci sia scritto Made in Italy, non vogliono le cose fatte in Cina o fatte in Pakistan o altro, per quello che la moda italiana va, perché il Made in Italy è sinonimo di qualità, di costruzione, di rispetto per l'ambiente e di rispetto per le persone che lavorano per produrre questi capi. Certo, quindi parliamo di una filiera di un certo tipo. Come la mette? Altro messaggio. Il problema non è il clima caldo o altre situazioni, se non si vende perché non ci sono più soldi. Il ceto medio è sparito ed era quello che teneva in piedi il sistema.
Eccola la domanda. Sì, il messaggio non è sbagliato per tanti versi, perché è palese che l'aumento dei tassi, l'aumento dell'inflazione aveva portato il portafoglio del cliente sempre più leggero. Abbiamo anche tante... Allora, vi faccio sempre un esempio che mi piace fare. Una volta avevamo la bolletta del gas, la bolletta della corrente, la scuola e quant'altro. Oggi abbiamo il cellulare, Netflix, Amazon. Tantissime spese, cioè, certo. Amazon sta registrando numeri impressionanti a doppia cifra, quindi da qualcuno sta comprando, non è che mancano i soldi, è che li stanno spendendo da un'altra parte. Bravo, come la mettete con l'online quindi? Perché... Ecco, l'online, noi abbiamo fatto questa bellissima via della seta in cui ci arriva da un blasonado e-commerce che non è Amazon, ormai si possono dire, non siamo più... è un altro e-commerce, soprattutto nel mondo della donna, in cui arriva merce made in Cina o made in Pakistan, comunque arriva dalla Cina e arriva senza IVA, senza nessuna tassa doganale, e quindi è una concorrenza sleale che noi abbiamo autorizzato, perché con la via della seta l'abbiamo autorizzata, e che sta facendo morire anche dei negozi in cui hanno quel target lì. Allora, abbiamo una ricchezza dell'abbigliamento, abbiamo una delle prime industrie, cerchiamo di mantenerla. C'era il libro delle nazioni delle ricchezze, quindi che dava il senso a ogni nazione che aveva la propria ricchezza e la doveva mantenere. Noi cosa stiamo facendo? Poi portiamo la nostra ricchezza fuori per comprare all'estero prodotti di qualità inferiore. Cioè bisognerebbe però che quello che magari viene proposto nei negozi fosse veramente completamente diverso da queste proposte che invece arrivano dall'online, per cui uno dovrebbe rendersi conto, e ci troviamo invece tante volte dei negozianti che si possono vedere nell'ingrosso Cina. E capi comprati all'ingrosso Cina e venduti a prezzi altissimi nei negozi. È un dato di fatto, lo sanno tutti. Sì, ma è messo, abbiamo il centro ingrosso Cina a Padova dove si rifornisce parte del nord, si rifornisce anche la Slovenia, la Croazia, l'Austria, anche l'Austria stessa, vediamo diverse macchine. Anche lì abbiamo un centro che è da una parte legale e da una parte illegale, perché i sequestri di merce, oltre a essere contraffatta, che la contraffazione è un tema in cui noi in Federmode siamo molto sensibili, perché alimentiamo tutto il lavoro nero, cioè la contraffazione parte il capo dal tessuto fino alla vendita, è tutto lavoro nero e distribuzione nera, senza guardare anche alla nostra salute. Abbiamo sequestri di bigiotteria in cui mettono nickel free e invece non è free. L'alimentare, l'abbigliamento, abbigliamento da bambini e body da bambini che senza controlli i bambini si rimettono, le arrivano le irritazioni, però ha speso €1. Esatto, però vedi, il problema è proprio quello, lei l'ha detto, dove c'è scritto nickel free e poi scopriamo che invece ci scoppia un'allergia pazzesca e il nickel lì c'era. Esatto. La domanda del nostro telespettatore o telespettatrice prima che aveva fatto il Presidente è proprio quella: come tutelarsi, perché uno pensa, se quel prodotto viene acquistato a 50 centesimi da un negoziante, rivenduto a 400, 300 eccetera, quindi super ricaricato con nickel free, ma l'ha comprato da quel cinese della situazione, perché poi di fatto quello è l'ingrosso Cina. Il cittadino si trova sbasito, dice l'ho comprato in un negozio, l'ho strapagato e poi alla fine vengo a scoprire, guarda dov'era, è lo stesso identico, perché una volta è successo anche quello, che è lì. E ti fa male perché magari non è nickel free. Allora, questa è una responsabilità del commerciante fino a un certo punto, perché la responsabilità va alla produzione. Anche a noi possono arrivare delle cravatte in cui c'è scritto 100% seta, invece c'è una parte di poliestere all'interno, e quindi non che sia dannoso, però non è quello che ha scritto nell'etichetta. Ovviamente la nostra professionalità, la nostra capacità magari riusciamo anche a riconoscere. Però a livello di nickel free l'unico test è o un test di laboratorio oppure un test sulla pelle, però è l'acquisto che deve essere. Sì, diciamo anche che obiettivamente se uno viene da noi e compra un prodotto che non va bene, noi ci prendiamo le nostre responsabilità, perché ha un interlocutore che viene da me e mi dice guarda che quel capo che tu mi hai dato non va bene, e noi tendenzialmente cambiamo se troviamo che il capo non aveva le qualità e quello che c'è, e poi noi andiamo dai nostri fornitori, perché a un certo punto, siccome che le cose le paghiamo perché siano fatte come si deve, se questo non è,
da noi vengono e rispondiamo. Poi se uno viene da me e compra una cravatta, che le dico, diciamo, non viene da me, ma va a comprare una cravatta da 5 euro, non può pensare che sia in pura seta, o perché sennò quelle che costano 80-90. Comunque è anche importante una cosa che lei ha fatto sottendere, che è un po' un messaggio che io vorrei veicolare ai nostri telespettatori. Adesso leggo subito il messaggio prima: ma non parlate di quei poveri negozianti in località turistica, quando iniziati i saldi loro devono ancora cominciare la stagione sia estiva al mare che invernale in montagna. Vabbè, questa è un'altra questione. Prego. Che cominciano? Che cominciano i saldi, infatti li abbiamo un po' spostati anche perché loro devono iniziare nella stagione. Ovviamente però l'Italia è unica e nella regione Veneto soprattutto è unica. Il problema del turismo è un problema che forse anni fa non avevano, perché d'estate, faccio un esempio, ad esempio a Jesolo, a luglio non si acquistava il saldo ma si acquistava già l'invernale. Ed è questo cambiamento che li ha messi in crisi, il cambiamento on demand, quindi il cambiamento al bisogno. E il turista ovviamente dell'invernale non ne ha bisogno quando va a fare le vacanze, e quindi è un grosso problema. Allora adesso si risente il problema dei saldi. Certo che i saldi poi ogni commerciante si può gestire come vuole, non è un obbligo fare i saldi, certo che bisogna adattarsi. Certo, l'ultima cosa appunto che si diceva per i consumatori, di imparare ad andare a lamentarsi o anche a ringraziare o a dare meriti quando ci trova un prodotto che va bene, che piace, perché così il rivenditore, l'operatore del settore, il ristoratore sa che cosa c'è stato che non andava e cosa bisognerebbe migliorare, perché altrimenti, come fanno tanti, stanno zitti e poi non tornano più, voi non recuperate più il cliente, non capite dove c'è stato il problema. Per cui secondo me bisognerebbe anche imparare a parlare, a dialogare con l'interlocutore di fiducia, per consentire a questo interlocutore, se è intelligente, capace e professionale, di modificare il tiro a seconda di quelle che sono le istanze della clientela. Quindi parlate. Grazie di essere stati qui con noi, perché abbiamo fatto un excursus molto interessante. Credo e speriamo di aver risposto a tutte le domande dei nostri telespettatori. Vi comunicheremo, sempre supportati dalla Federazione Moda Italia, Confcommercio del Veneto, le novità, se saranno cambiate queste date un po' e come. Intanto buon lavoro a entrambi. Grazie. Perché so che lavorate oltre che nell'associazione anche come imprenditori. Cari telespettatori, buon proseguimento, continuate a scriverci e buona giornata.